svolta in questa 2 giorni Autunno in Festa 2019. Com'è andata la manifestazione? C'erano tante cose. C'era un mercatino dell'handmade, un mercatino dedicato al food d'eccellenza, c'era una mostra sulle paste artigianali e poi ci sono stati alcuni eventi, se così possiamo definirli, di punta, e cioè una sfilata di moda e un concorso di vetrine, autunno in vetrina. Quindi il mood era l'autunno, i colori dell'autunno, i profumi, i sapori dell'autunno. E devo dire che questa impostazione dell'evento ci ha dato grandissima soddisfazione. Quanta gente c'è stata oggi a questo banchetto? Beh, noi siamo contenti, c'è stata tanta affluenza di gente, la gente ci ha apprezzato, le nostre cose sono piaciute e siamo contente. Ritorneremo. Eventi come questi che mettono in mostra l'artigianato servono, funzionano? Direi proprio di sì. È una soddisfazione anche personale, perché queste cose veramente ci si mette il cuore anche nel farle, quindi se vengono apprezzate è la prima cosa. Sì, anzi ci vorrebbero un po' più spesso, per essere sincera, perché anche per far capire alla gente che c'è ancora gente che sa lavorare. Proprio l'artigianato vero e proprio. Facciamo del nostro meglio per creare con passione e con amore queste piccole gioie. La sfilata è stata molto bella, il concorso di vetrine è stato molto gratificante, soprattutto perché a mettersi in gioco sono state le attività del paese. Circa 26 attività che si sono messe in gioco, hanno dato il loro contributo, hanno speso energie e tempo perché questa manifestazione riuscisse, e questo ha sicuramente fatto la differenza.